Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. La quotidiana attività condotta dagli operatori della Polizia di Frontiera nel corso dell'estate 2023 ha portato all'arresto di 21 soggetti, di cui 7 per il reato di falso documentale, alla denuncia in stato di libertà di 67 passeggeri, di cui 19 appunto per frode documentale, all'acquisizione di 180 denunce a un totale di 64 respingimenti. Sotto il profilo sanzionatorio sono state erogate 12 sanzioni a carico dei vettori aerei, 10 per violazione del codice della navigazione e 2 sanzioni secondo l'articolo 15 del TULPS. Infine, 2 particolari episodi degni di nota hanno condotto all'emissione di provvedimenti di allontanamento nei confronti di individui poi segnalati alla questura ai fini dell'emissione di un DASP urbano, misura a tutela della sicurezza pubblica, della vivibilità della città e del decoro urbano. Giovedì 21 settembre alle ore 12 i telefoni cellulari in Veneto saranno raggiunti da un messaggio di test IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nella nostra regione suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio. L'invio per tutti che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno è ad andare sul sito italert.it e rispondere al questionario. Le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento. Voltiamo pagina. L'Università Ca' Foscari di Venezia ha conferito questa mattina, mercoledì 19 settembre, la laurea honoris causa magistrale in economia e finanza all'ex ministro Daniele Franco, economista, banchiere e noto funzionario italiano. La cerimonia si è svolta all'Aula Magna Silvio Trentin di Ca' Dolfin, alla presenza di molte autorità civili e militari. Dopo il discorso introduttivo della rettrice Tiziana Lippiello, che ha evidenziato la sintonia della figura di Franco con l'origine e la vocazione dell'università come luogo di ricerca e formazione delle classi dirigenti della società civile, l'incontro è proseguito con l'intervento del direttore del Dipartimento di Economia Daniele Bernasconi, che ha sottolineato l'alto profilo istituzionale, scientifico e di studioso dell'ex ministro. E ieri il vice sindaco di Venezia e assessore comunale allo sport Andrea Tomello si è recato alla palestra comunale del centro civico Manin, in via Rio Cimetto alla Gazzera. La visita è stata l'occasione per valutare la riqualificazione recentemente completata dei serramenti e dell'impianto di illuminazione della struttura. Si tratta di interventi che fanno parte di un più ampio progetto di efficientamento energetico approvato dalla Giunta Comunale a luglio 2022, finanziato con un investimento di 470.000 euro a valere sui fondi PON Metro React EU, che ha interessato le palestre delle ex scuole Manin alla Gazzera e De Nicola Favro Veneto, nonché della SPES a Crapenedo. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.